Bene, mi direi per Puma, non è in quarto, quindi. Buonasera a tutti, ciao a tutti gli amici delle nostre riunioni, quindi giorno lavorante delle riunioni cianciarate del professor Girardino e benvenuti a tutti i miei che sono venuti stasera per la prima volta. Allora, stasera Grimeda fa la strada di Bisantoni, perché Grimeda, come la maggior parte dei ti sa, è un'associazione che si occupa di conservare la memoria del territorio. La memoria del territorio quindi riguarda tutte le nostre tradizioni, come diceva Italo Calvino, ogni cosa che fu un cœur, ogni passo, ogni pensiero del cœur farà la storia dell'umano. Quindi noi dobbiamo documentare, cerchiamo di conservare i documenti e trasmetti ad umano quello che capita sul nostro territorio. Per il momento avevo un po' di a calare, speriamo di avere la possibilità di allargarsi. Quindi Grimeda si occupa sia dell'archivio storico, quale sta lavorando, con dei documenti video, di registrazione, documenti cartacei che riesce a trovare. Ma si occupa ancora naturalmente della lingua piemontese, perché la lingua piemontese è la cosa principale. I nostri essi, la nostra storia, insomma, noi partiamo dalla nostra lingua, tutta la nostra cultura sarà la nostra lingua. E quindi cerchiamo di dare dignità, di cercare di divulgare il più possibile, e non di parte per forza dalla lingua. Dalla lingua sono arrivati a occuparsi di cultura, di letteratura piemontese, quindi si numero tutte le conferenze, la presentazione del programma con il professor Girardino per il 2010-2011, quindi per cui non si può la nostra letteratura, il grosso patrimonio che è della letteratura piemontese. Purtroppo le scuole non trasmettono la conoscenza di questa ricchezza che abbiamo in Piemonte, quindi dobbiamo un po' arrangiarsi. Come fare appunto prima sfortuna, sinceramente, il professor Girardino che si spiega se musica, se date dritte, sì, ma lo che veramente merita veramente conoscere la lega piemontese. Quindi Grimeda stasera si occuperà di presentare il programma, ma si occupa poi di presentare una cosa che non muove il festival. Visto che il comune del Carai è uno dei pochi comuni che ha veramente la possibilità, proprio scritto insieme alle statute, ha la possibilità di parlare la parlata locale per noi del piemontese nella seduta del Consiglio. Allora mi ha detto, trasformiamo, cerchiamo di tradurci il piemontese le statute, perché in momenti erano anche in italiano. Se sono abituati lì e non cercavamo, in maniera nostra, di tradurcilo, durante la parlata locale, ma dopo le spiegare a me chi li detti, non traduci le statute comunali. Quindi cerchiamo di dimostrare la dignità, la nobiltà della lingua piemontese. La maggior parte di questi sta cercando con la messa Santa Cristina la Valera di far capire quanto l'era bisogna si elevare, bisogna bene parlare come signore la lingua. Quindi se chi ha la certa di dire che più assolutamente perde un po' la gena e parlare più che più non è, visto che è una cosa decisamente nitusa, è stata la lingua di re, è stata la lingua di Stato, però non parlano, è trasmettiva. Allora l'uomo traduce queste statute e stasera si farà l'omaggio all'amministrazione delle statute, cioè proprio di tenere un vista, in maniera che chi vuole potrà sbizzarrisse l'esante che i cose, che i paragrafi, per imparare anche a conoscere le statute, che è una cosa vicina a noi, comunque una cosa del comune, e noi anche per imparare un po' le piemontesi. Quindi mi ora direi che prima passare da che presentare un po' le statute del comune del Carai. E allora l'avevo pensato di esigere delle piccine parti, poca cosa sarà perché comunque non ne poteva dire troppo tempo, venire a lesura in italiano e poi al piemontese, in maniera che si vedrà bene la tradizione locale. Allora, l'avrei trovato il lettore, naturalmente, ecco, neanche mi smetti che dice sì.
Giusto sì, l'ENA per l'idea di Aldo Pellegrini, dell'Orchestra Pellegrini, che naturalmente per la Grimelda, con Aurelio Pellegrino, che direi che è decisamente il maestro del Piemontese e Carai, la cosa l'è stata presfaita, lui ha trovato subito la partecipazione di Pierino Rus, che è un poeta da Valera, e la collaborazione tutte le sere, non manca una sera, dell'assessore alla cultura Paola Falco, e devo anche dire che si sono anche divertiti a farlo, perché non ho scoperto quanto è bello e appassionante fare un lavoro del genere. Quindi questa stile è l'idea, che noi vorremmo che fosse copiare dal più possibile dei comuni, delle istituzioni, quindi se per divulgare la notizia, l'idea, farlo pure, perché ben venga che tanti si copino, che facciano la traduzione di atti, di documenti pubblici, farà con Piemontese. Ora vi presento subito il statuto comunale del Sud Italiano in Piemontese da Aldo e da Aurelio. Una magnifica precisazione, dove ha scritto la parlata di Carai, che tra parentesi manca di discussione, no? Perché la parlata di Carai non è manca Carai, Valera e San Lorenzo, no? Deve essere tu che Nadia era di due, mi disonuiai, gli altri disonuiai, quindi è sempre discussione insieme alle parole, però faccio così alla buona, devo dire due cose, la comune a Carai, non il comune è niente ora che lo disuma, se mi ricordo benissimo pare male e forse anche, insomma, due pellegrini ma in parente, comunque, che dicevo di un comune, non è un comune, a pagare la bietta, allora a pagare la taglia, dicevo. Un'altra cosa, l'ho mantenuto una parola che è più usuale, la tua. Se lo ricordi, una volta di sera, con la fiera le foratura, come lì foratura, e fuori tutela, cioè era già la barriera, era già maggiore, quindi non ha continuato a dire la tua, non è la tutela che è una parola italianizzata, allora, se qualcosa non c'è cattivi, certi italianismi purtroppo non ha tenuto, perché sono proprio più visuali. Però è un'altra cosa, ecco, l'umanente lui, dato che sia un po' gente piemontese, non sa, tanto bigami. A Carai, queste ore il parlo d'arbai, no? I las mangiare, no? Chi a mangia, mi non dicono con la terza persona singolare plurale, chi a mangia, allora a mangio, invece se a Carai dicono che chi mangia, non mangio, giusto? E quindi va tenuto proprio come si parla sia Carai, d'altronde le statue, le Carai e le però l'unica cosa, la grammatica, cioè la scrittura, lo mantenuta con la ufficiale che studia, mini quadri grammatiche e quadri grammatiche che parlo, cioè la grafia è quella lì, poi fine. Parentesi, non è una grafia come quella della regione, che nell'Età in America pubblicizza i prodotti italiani, i prodotti piemontesi, ma sul titolo ha scritto a lei proprio boom, su quattro parole, gli è 3 errori, no? Ma pare per inciso. Quindi A la devi sbagliare, perché A, lei la più la gente dall'altra parte, proprio la più la gente insieme, ma come la più la buona si ripone per la fine. Comunque, sono le marche l'incisivo, come dice le marche l'incisivo. Prego, Loretta Comà, ti parla. Su due parole veloci per introdurre soprattutto di come c'è questa idea del statuto piemontese. Niente di male, ma piemontese dovrà fare poesia, dovrà fare letteratura, dovrà normalmente parlare, ma normalmente non dovrà fare le linguaggi giuridiche. Sappiamo che la lingua sia ufficializzata, cioè che deve essere utilizzata come se utilizzo gli intelletti ufficiali, diventa che sia possibile dovrela a livello giuridico. Allora è stata un po' una sfida, ma Duma si riuscita a dovrela la lingua in maniera da rendere in statuto la lingua piemontese. E sono riusciti
e la darsi delle soddisfazioni. Uno pensa soprattutto a una cosa, in Catalogna, tanti duieti sarebbero stati in Catalogna, quando arrivò Francisco Franco nel 1975, era quasi finito a parlare il catalano, era una lingua che destinata a scontare in poco tempo, e sono riuscito a recuperarla e ora è un bilinguismo quasi perfetto. Stando in Catalogna vede tutte le scritte fatte, eccetera, e anche i documenti sono fatti in catalano e in spagnolo. Allora, tu mi disse, ma perché non riprende il capitolo di Sergio? Che non mai arrivare con gli che aveva il bilinguismo perfetto? Sarebbe una cosa favolosa. E allora, ma a traducere le statute, e poi poca volta traduceremo anche dei documenti. Tappo adesso. Il Comune di Caraglio è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato, della Regione e dal presente Statuto. La Comune di Caraglio è l'istituzione locale autonoma nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato, della Regione e dal presente Statuto. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite e conferite o delegate dalle leggi statali o regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Articolo 3. Finalità. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana. La Comune orienta la sua azione al principio di solidarietà, operando per attua ai diritti dei cittadini, per superare gli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena realizzazione dei principi di uguaglianza e di stessa dignità sociale dei cittadini e fra uomo e donna e per il completo sviluppo della persona umana. Articolo 3,4. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, sia nazionali sia estere, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio. La Comune, per ottenere il successo, incoraggia ancora rapporti di collaborazione e scambi con le altre comunità locali, sia nazionali che forestiere, entro i limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Questi rapporti però esprimersi attraverso la forma del gemellaggio. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici, della cultura, della lingua e delle tradizioni locali, delle risorse naturali e ambientali. La Comune orienta la sua attività alla tutela dei valori storici, della cultura, della lingua, delle tradizioni del posto, delle risorse naturali e ambientali. Articolo 5. Sede e Albo Pretorio. La sede del Comune è sita in piazza Giovanni Giolitti. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. La sede della Comune è in piazza Giovanni Giolitti. La sede però si manierà con deliberazione del Consiglio Comunale. Articolo 5,4. All'esterno del Palazzo Comunale sono esposte permanentemente le bandiere dell'Europa, dell'Italia e della Regione Piemonte. Fuori dal Palazzo Comunale sono sempre esposti i rapporti d'Europa, d'Italia e della Regione Piemonte. Articolo 8 sulle pari opportunità. Il Comune, nel rispetto delle norme sulla pari opportunità fra uomini e donne, a. Garantisce il libero accesso delle donne a tutte le cariche e a tutte le funzioni della vita comunale. B. Assicura pari dignità di uomini e donne sul lavoro conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. C. Garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici. D. Adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento della Funzione Pubblica. Articola gli stessi diritti. La Comune, per rispetto delle norme insieme agli stessi diritti, tra le forme a.
garantisce la libera entrata delle fonti a tutte le cariche e a tutte le funzioni della vita comunale. B. Garantisce la stessa dignità di uomini e delle fonti al lavoro, conformemente alle direttive dispensate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. C. Garantisce la partecipazione delle sue dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, in rapporto proporzionale alla sua presenza anti-eroi organico. D. Pia tutte le decisioni per mettere in pratica le direttive della Comunità Europea in materia di stessi diritti, sulla base dell'ONU che è stata stabilita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Consiglio Comunale, articolo 11. Funzioni del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne esercita il controllo. Consiglio Comunale, articolo 11. Funzioni del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, rappresentando tutta la comunità, stabilisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comune e ne esercita il controllo. Articolo 15, sessioni del Consiglio. Ecco, qui arriviamo al punto clou dello Statuto, quello che ha permesso di fare tutto ciò, cioè il fatto che è prevista la possibilità di utilizzare la parlata locale. Articolo 15, sessioni del Consiglio. Comma 1, il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. Articolo 15, sessioni del Consiglio. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. Comma 2, le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge. Comma 2, le sessioni ordinarie si fanno di termini previsti dalla legge. Comma 4, nelle sedute del Consiglio i consiglieri potranno indifferentemente esprimersi in italiano o nella parlata locale. Articolo 4, nelle sedute del Consiglio potranno indifferentemente esprimersi in italiano o nella parlata locale. Esperoma. Articolo 20. Il sindaco e le sue attribuzioni. Il sindaco è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Articolo 20. Il sindaco e le sue attribuzioni. Come il sindaco è il capo del governo locale e in questa qualità esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture esecutive. La competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività di assessore e delle strutture esecutive. Comma 3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le sue cause di cessazione dalla carica. Comma 3. La legge disciplina le regole per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità agli uffici civili, il suo status e le cause di cessazione della carica. Resumo tutti i commi perché altrimenti il sindaco si sveglia. Allora passiamo all'ultimo articolo, che è l'articolo 30, partecipazioni dei cittadini. L'ultimo articolo che resumo perché non è 63. Comma 1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, anche su base di quartiere e frazione. Considera tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività. Articolo 30. Partecipazione dei cittadini. Comma 1. La Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica a tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità, su base di riunioni e frazioni. A tale proposito, considera con favore la costituirsi di un'unica associazione volta a concorrere in maniera democratica alle attività dette prima. Comma 2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione e attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini singoli e associati.
come lui, all'esercizio delle sue funzioni e la formazione e attuazione dei suoi programmi gestionali, la Comune assicura la partecipazione dei cittadini sicuri e associati. Comma 4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutte le organizzazioni, purché aperte, trasparenti e con un ordinamento interno a base democratica, il cui atto costitutivo e relativo statuto siano stati comunicati all'amministrazione. Comma 4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia, l'uguaglianza, il trattamento di tutte le organizzazioni. Basta manca sia diverte, trasparente e con un ordinamento interno a base democratica e che l'atto costitutivo e il relativo statuto siano stati comunicati all'amministrazione. Bene, Aurelio vado via perché ecco una parte che ti riguarda qui. Visto che tu che attraversi comunque l'estate Group 5, grazie a Aurelio, settimana dopo, perché comunque sono state tante le sere che si sono trovate. Dobbiamo pensare, finire l'ultima pagina dell'estate con un piccino ringraziamento, naturalmente del Comune italiano e Piemontese, e quindi con tanti ringraziamenti al Pellegrino Sugliano, Aurelio Pellegrino, che con il suo amore per la nostra bella lingua piemontese ha dato la parlata di Carali non solo di vita poetica e letteraria, ma anche giuridica. Con tanti ringraziamenti al Pellegrino Sugliano, Aurelio Pellegrino, che con il suo amore per la nostra bella lingua piemontese l'ha data la parlata Carali nei manti di vita poetica e letteraria, ma poi giuridica. Grazie Aurelio. Ecco, una mi diria che Duma senti un attimo, quindi passerà la parola al sindaco che riceverà le statute e quindi appunto presumo veramente la sede tu è imposta, di dare risposta in maniera che si procedesi e quindi direi che passè proprio a senti compensa il sindaco che travaglia come affare e verranno la serie al mio sindaco Giorgio Lerda una copia delle statute con gli auguri che si smenti mai la parlata Carai e che vede incoraggiare l'impegno nei marchi del Consiglio Comunale ma conti fissi e la Comuna e l'utilizzazione della lingua. Quindi sindaco ti regaliamo una copia e devo sentire cosa pensi di questo lavoro piccolo che abbiamo fatto. Ma si mette a parlare in piemontese, mette a parlare in piemontese, sei neanche, cioè che burga su, ma mi vengono dall'italiano, sei neanche piemontese parla. Se Carlo La Valera o Carlo San Lorenzo, cioè, comunque prima pensavo, no? E dico, devo parlare in piemontese, allora testa poetino e gli dico ma non faccio parlare piemontese perché parlo abitualmente con chi che parla piemontese te venga a parlare piemontese, no? Ma quando si è abituato più perché se parla italiano è difficile parlare piemontese e quindi se mi sbaglio mi per tutti. Beh, tanto vedo ringraziare Grimelda, Nadia, presidentessa, come si dice, presidente, l'associazione Grimelda, Aurelio Pellegrino, Lauca Pellegrino, l'assessore alla cultura, perché deve fare una cosa straordinaria e me ne dai nel lavoro del PIN, no? È giusto a finire l'esilo in italiano, ora mi tocca tornare all'esilo piemontese e ora mentre leggi che non è facile neanche all'esilo piemontese perché se è già difficile parlare, scriverlo terribile. Quindi grazie proprio a nome di tutta l'amministrazione. E un concetto purtroppo parlo ma non tanto piemontese, parlo quasi sempre italiano, gli interletti sono stati pochi in piemontese, ma accorgo
l'ex vice il vice sindaco una volta, no? Se ti parla del Piemonte. Era un Pellegrini quando avevo proprio approvato le statut tra l'Aubiti su e il comune, non la comune, il comune. Il mio Piemonte dice il comune, non la comune, ma va al certo punto di parlare. Quindi mi ricordo che l'intervento che era stato fatto dall'Avvocato Pellegrini nel Piemontese, però tanti dieci nel settur, anche perché giustamente volendo prima medicina, ma dopo il segretario doveva per verbalizzare, perché è il segretario proprio Piemontese, quindi fra un po' darà pensione cercheremo il segretario Piemontese, ma anche lì è difficile trovare il segretario Piemontese. E comunque va bene. E dopo me ne dai Nausa Green qui, perché in realtà la trovai in posto, come interno, nella lista, perché se chi vive nella rape l'esilo o l'esilo in una parte, o l'esilo in una pagina, o l'esilo in una frase, e quindi mi penso che troveremo un posto, di fare una bacchetta, di fare una come si dice, un posto dove abitare, via, diciamo una vetrina, e andrei da come farei tutti da rape l'esilo e per lì naturalmente a presente il lavoro che le stai facendo. Su così siamo tutti d'accordo, su mantenere le nostre tradizioni, almeno su così, e tra le nostre tradizioni è quella piemontese, perché purtroppo io mi sento più giù, però è una cosa che tu parlo sempre meno in piemontese, se neanche in famiglia mia ero abituato abbastanza una volta in famiglia a parlare piemontese, però ora vedo quando me ne ho avuto andare alla fine parlo italiano, perché la scuola forse non sta in basta piemontese, quindi diventerà un po' dico la scuola che gusta un po' il piemontese, però parlo sempre meno piemontese e quindi sicuramente negli anni perdumo una tradizione bellissima che è proprio questa nostra lingua. Quindi grazie a tutti, buona fortuna alla vostra iniziativa, sicuramente che con le capacità e la bravura soprattutto di Gilardino avrà successo sicuramente come sempre. Grazie mille. Bene, ora darei la parola invece al sindaco che l'aveva promesso, tutto così. Quindi, con la copia chiara vorrei studiare qua. Dovete lo come tutti. Quindi darei la parola al dottor Blesio perché è stata sindaco che l'ha permesso tutto ciò. Quindi un mille ringraziamenti al sindaco che con l'emanazione del nuovo statuto ha ufficializzato l'impegno della parla scarai entre il Consiglio Comunale. Ecco lì, Aurelio, dottor Blesio, grazie per la parola. Grazie, se la potevi capire per le Piemontese, vedremo da questo, sono perfettamente d'accordo con Giorgio quando dice una cosa parla piemontese in tecca o con chi parla piemontese, una cosa che parla piemontese nel pubblico, cose che sono in tutti. Comunque proviamo, anche se a me si gioca a me piemontese con abbastanza ormai con l'italiano perché va a finire sempre pareil, e c'è lì una cosa ben dal 2003 quando sono andato in Argentina. La gioia è i fiori in Neut che alla fine del Novecento sono migrati lì. E l'hanno sentito parlare piemontese dai suo nonno, il piemontese che loro. Parla benissimo, perché prima mi ha ricordato proprio come parlava mia nonna, come parlava mia nonna, cioè come parole che io ormai devo capire, perché lo sostituire come cambiare, non va a cambiare come parole italiane, così le nembel e le un di motivo che l'hanno fai sì a canienti, appunto specialmente Pellegrini, ma amici senti, cerchi di insegnare o per difendere il piemontese, per salvarlo e segnare strecche alle dice che insomma
insomma piemontese, la sua propria possibilità di lavoro, parla piemontese, non c'è nominale. Dopo io c'è il problema di una Giorgio, lo fa segretario comunale per le siciliane, farò dare quale piemontese più. Comunque Aurelio mi ricordo che alla fine mi chiama tra dieci quando Aldo aveva parlato. Comunque sono contento che il segnale che l'abbia una continuazione, perché il lavoro primario, il lavoro del professore di latino, il lavoro da Aurelio a Aurelio. Le viste per la segna per le staglie la lingua comunitaria l'hanno ben seguito in questa tradizione del Calè torna un momento Camille ritiene importante, veramente importante, e condivide pieno l'attività, cerché di inserire il piemontese in un ambito giuridico importante. Sarà difficile come dire, in teoria, ma comunque tu insegnare pensi che cosa farà in una cosa, quindi mi è una di ruolo più grossa che mi fai famiglia, perché parlo italiano a mia figlia. Allora se diceva che parlare italiano perché non da scuola parlavo male italiano, eccetera, eccetera, perché ora sono sicuro che almeno 2 su 3 dei miei figli parlano malissimo il piemontese, mio segretario, mentre l'unica che parla ben piemontese era Pivei, perché era sempre almeno me pare, sono che parlava, non so perché comunque non parlava, non si era obbligato e sposato, molto tagliato con la pioggia. E quindi era parlava piemontese e chi lavora parla bene il piemontese, e lui no. E mi fu una colpa da avere un po' di ricchezza culturale. Allora, perché le mie scuole che mostro il piemontese, ma l'italiano è mostrare lo stesso. E lo sai, però delle cose di magari da cose dopo del paese nero, purtroppo. Quindi, anche per l'idea in Tacum, sono contentissimo che l'uomo sarebbe la possibilità per lei non so, comunale, che statuto si traduce e magari questo di uno non è idea, sempre per tenere vivo a questo punto non c'è cosa da dire, se ne i ringraziamenti sono proprio che primario a Nadia, perché la facilita un po' con queste cose sì, la sua squadra a Alice Sini, perché è chiaro che la seguì e le appassionata a una cosa se sei paziente ma e dopo a Aurelio, insomma tutti la voglia, la passione che ha che cosa piemontese, la cooperazione legislativa, all'assessore Paolo, la Fondazione della Mondafede, bravo. E niente, grazie a tutti che hanno una bella buona continuazione. Grazie al dottor Blesio, grazie al sindaco. Ora direi che allora dargli con la parola, visto che lui ecco,
ecco, magari un attimino l'assessore che la travagliasse, lo di due cose, l'assessore si capisce se è stato emozionato. E poi lasciare la parola ai rappresentanti di Gioventù Piemontese prima di dare al professor Giordino che continuerà la serata, anche per sentire loro se porto le notizie e l'incoraggiamento che si daranno. Quindi adesso la parola all'assessore Paolo Franco. Mi deve ringraziato la prima persona che sta in chiacchiera proprio in me questa cosa sì, eravamo estremamente esili. Infatti lei partecipa proprio con te, proprio per lo spirito di collaborazione, al di là del fatto che crede, e mi fa piacere che questa cosa... Ecco, non è colpa mia. Se diciamo che adesso qua con la bulla e mangiavo che la fettatura, per essere da sia un po' il coraggio. Comunque le stai piacevole e sono sicura che questa cosa ti darà anche tu di spazio anche in scuola. Mi pensi che sa perfetto piacere Nadia Laudì in classe mia è un bimbo marocchino. A un certo punto la dia al suo compagno pianta lì la smistera e insomma l'integrazione cioè proprio sono stati tutti impressionati, no? Perché nel contesto del gioco semplice le veniva fuori questa bella espressione di oh guarda come sono quindi grazie a tutti complimenti, grazie, lascio andare a compiere una cosa. Ecco, allora innanzitutto Inés spiega, non va a fare una cosa semplicissima, non va semplicemente buttare i due sistemi del comune, il logo di Grimelda con le due diciture italiane in piemontese e una foto che rappresenta Carai, una foto che forse viene utilizzata insieme alle targhe, okay, che la procurasse a Pellegrini. Quindi ma per spiegare la che è. Veniamo per completare le copie in biblioteca, quindi si potrà anche decisamente consultarsi anche lì. Una la sarebbe, prima di passare la parola al professor Gilardino, la sarebbe la parola a Gioventù Piemontese, per lei regalava con una copia del nostro statuto e se tu un attimino sarebbe solo incoraggiarsi insieme a parlare della nostra lingua e più che altro approfondire la nostra cultura piemontese. Grazie a voi altri, grazie a Nadia, grazie a Grimelda, ma è una realtà che se non ci fosse bisogna inventarla, ecco. Grazie anche a Aurelio, al piccolo teatro, all'amministrazione, a tutti voi altri. Ma due parole, mi sono Carlo Comolo, Gioventù Piemontese e vengo da una realtà che è disastrata, ecco, mi vengo da Turin e volevo portare però un messaggio di speranza, nel senso che è vero che il piemontese non è mica spero, però per certi versi, secondo quella che è la nostra esperienza, noi andiamo un po' a scuole, fanno un corso di grande, l'attività al piemontese, per certi versi mi un po' che sia un cammino verso il trend. L'anno passato, ma proprio una settimana fa, non camminavo un corso piemontese a Turin, ma quasi neanche fai reclamo, perché insomma Turin è una città dispersiva, tu che avevi fracazzoni all'università di Tilet e Fese, insomma andavi a mail e via questa parola, ma camminavo il corso piemontese. Dalle 11 persone, tutti giù su 25 anni, quasi tutti che avevano camminato all'OS, ma fia che adesso era l'esame a violino, sono rusca, dal pianoforte, qui che suonavano l'ingegneria, sono per dire, neanche noi, sono snob, non si suonava bene più non è. Per dire però che comunque da una parte è una sensibilità nuova, che ma qui che ne fa, è la neve, e dall'altra il piemontese è l'attaccamento alla cultura locale, un cammino che a Pierpè. E a Pierpè sono tutti tra giù e tutto che ha una grande istruzione, abbastanza elevata. È importante anche deve fare qui altro, è importante perché piemontese tu che sia ufficializzato. A tu che sia ufficializzato perché se non è ufficializzato e dunque se con questo maniera dammi nuovo la lingua andrà meglio. Perché necessariamente la troveranno per le prove poco. Quindi la campagna, come che si stesse una volta, legge le voci, quindi a servirà si parlerà anche in italiano e poi man mano in inglese usano parole e il piemontese aspetterà. Una volta che perdiamo il piemontese, perdiamo la nostra identità e perdiamo noi stessi. Quindi andiamo tutti più poveri, andiamo tutti essi più poveri.
Vorrei ricordare in questa occasione quel gran don, quel gran piemontese che è stato Tavovirat, tanti quelli che lo conoscono, che è stato uno di cui che ha camminato certi discorsi per Piemonte. Noi 3 anni fa, come Gioventù Piemontese, l'UMA propone una proposta di legge alla Regione che andasia in questa direzione per cercare di un po' di dignità piemontese e di un certo grado di fiscalizzazione secondo quelle che sono le competenze della Regione. Professor, proprio merci a Tavovirat che la danno l'idea, che la danno avanti, l'UMA fa una proposta di legge di iniziativa di locali e l'UMA qui più comuni in tutto il Piemonte. Sono tanti. Piemonte la 1206 comuni, noi siamo riusciti a coinvolgere più che 200, ma anche Carai che l'ha venuta a poco. E merci a Tavovirat, assieme sono 82 comuni della provincia di Piera, tutte venuto 2 all'anno. Sono per dire che è importante in realtà come Grimelda, è importante parte dal CIT, parte di iniziative che magari nel cammino per sembrare un pochettino meno importanti, ma che invece sono proprio significative, che vanno là come quello che deve fare gli altri. Se tutti i comuni del Piemonte prevedessero la possibilità di volere piemontese e attraverso al statuto anche piemontese, sarebbe una importante per l'iniziativa in sé e per fare che tanti cittadini, tanti piemontesi, ormai pensare a certe robe, ma camminerai magari invece a più e a pensare e magari anche domani a portare avanti certi discorsi. Se non si vuoi deve avere occasione di guardare per televisione il Papa che ne dà in Catalogna. Prima l'avvocato Pellegrino assistava giustamente a Catalogna. Chi vuoi altro guardare la televisione, la guardare la messa, alla vista che tutti i cartelli, non faccio il Papa, dall'aeroporto fino alla strada famiglia, io ero catalano, tutti. E io praticamente anche montese. E io ho scritto robe tipo Bienvenue Benet Sutes. E quando il Papa andava via, il Presidente della Regione, della Generalitat, ha salutato un desandie a Liber che aveva il titolo e 30 anni di cultura catalana. Sono per dire l'importanza che ha in Catalogna, in Europa, la cultura locale e per dire come che sarebbe bello che domani, non è che ho messo il Papa in 30 anni di cultura piemontese, ma come che sarebbe bello che domani riesco a avere un grado di coscienza più o meno come quella della Catalogna, che è l'unica maniera comunque per essere piemontese. Se dobbiamo riuscire a ufficializzare il piemontese, fare in maniera che il piemontese si ricorda come l'italiano, riesco a non essere e quindi niente. Davanti parei, mi auguro che questa iniziativa venga a essere imitata dai comuni del Maxi Grand Tour, la grande non può tutta venuta. E sarebbe bello che da Sinali e sia già per il numero che fa un'iniziativa del genere. Noi pensiamo per Tabù, abbiamo presentato 4 proposte di legge, 2 al Parlamento e 2 alla Regione, per cavare in questa direzione. Io ti sei che hai una legge statale dal 99 per una serie di ragioni che la politica piemontese alle mai entrate in questa legge, abbiamo presentato una proposta alla Camera, una proposta al Senato per fare in maniera che i piemontesi avevano tutte la quota della strada. Vedremo come andrà a finire, perché vedo sempre che la situazione politica è quella che è e quindi insomma se unirà a discutere, unirà a provare. Sicuramente se a fare una proposta per non aspettasse la risposta. Piemontese non l'ha mai fatto e quindi se dovesse cascare il governo, se dovesse rispondere a voi, rappresenterò una turna, cercherò di fare sempre in maniera democratica, coinvolgeremo il comune, facciamo una nostra collaborazione Grimelda, di comune, le realtà locali e tutti i piemontesi di nuovo di altri. Ecco. Sicuramente poi da sì non tanto tempo arriveremo al risultato perché poi questi sono i nostri diritti. Ecco. Quindi domani sparei a partire dalle scuole. Grazie. Grazie. Benissimo. Ora dobbiamo passare alla presentazione della seconda parte della serata, quindi mi passerei la parola al professor Gilardino che si spiegherà se
si dà di moltissima importanza per quanto riguarda la statuto del nuovo traduzione comunitaria, ma non è i primi, ci sei che devo pensare. E poi dopo si presenterà il programma della letteratura piemontese per Restant, se finalmente si farà capire quanto è importante proprio per l'integrazione, diceva prima l'assessore Falco, quanto è importante conoscere la nostra lingua, conoscere, ne perde la nostra dignità, quindi conoscere il mondo per integrarsi bene e trovarsi ben clienti. Il progetto, il professore venga pure, le do anche una copia dello statuto, si accomoda qui, ecco il progetto che stiamo facendo con il professor Girardino, rimanendo sui, ma l'UMA, l'appoggio del piccolo teatro canadese, che è un'associazione che lavora da tantissime tempo, sia con il teatro comunitario, sia con la RIA che porta avanti Aurelio sempre, piemontese, proprio perché hi ha tanti aspetti la cultura piemontese, tante maniere di portare avanti questa cosa, quindi ringraziamo a coloro che hanno avete nel copia del statuto perché è dovuto almeno un piccolo gesto di riconoscimento. Il progetto lo portiamo avanti tutti insieme con l'assessorato alla cultura del Pugno-Cai, che CRAS, e con il patrocinio della provincia. Ora passerei la parola al professor Sergio Girardino che ci spiegherà appunto tutto, anche l'importanza dello statuto. Quindi ci sarà molto più in più perché la sera a Sanandia sono già tesore e dunque manca in parola per smoglie me merci si ben volent che l'han fet un treball aussi fiament, aussi engermant e arriva l'esmo due parole ad un altro statuto, la statuto della città ad Caire e insomma all'ubada dal 1200 al desbut dal 1300 e la gente alla città di Caire alle dotarsi da una statuto. Perché l'hanno portato? Perché sì ha spesso i diritti e i doveri non a cui che governo, ai residui che stiamo all'altura, ma a cui che sono governati. Lei si deve al destino della democrazia e bisogna che questa lingua che è l'isumanese del piemontese, quando che l'italiano esisteva con lei, e il piemontese al nostro c'è, al piemontese dal 1300. All'unom, al nostro Signore, Ios Amen, all'anno della sua natività, 1321, alla quarta edizione. Al fu statut e orduna per il Consiglio e per i consiglieri dell'Audit Conseil e per i resur della dicta compagnia, gli quali dunque vi erano in gran quantità e ognuno di loro discrepanti fatta presso l'un partito, che gli infrascritti presentoni della dita compagnia segni e debbano perpetuarmente se debbano nominare un auspici con gli auspici della compagnia di St. George e qui domande alla nostra regna. Non più le parole scapisso, Davide scapisso pieno, ma non che insomma si dura la roba. Lui alla via una lenga, noi altri miracoli in una più. Aventa dunque a dire a questi amici che all'anno esmonire al primo cittadino e che all'anno esmonire al Consiglio municipale questa tradizione in lingua piemontese, il deve fare una roba tanto bella. Perché all'anza dillo stasera, le dillo la Nadia, le dillo al rappresentante aggiuntura piemontese, cosa è la lingua? La lingua è l'anima antrosa a una società di un popolo senza lingua e sono più più. Mille hai visto in America, lo che la capitale indiana quando calancavai la lingua, hai vivivo, smassato, avevo più niente e sentismo. E per l'hai visto anche all'istante quando calandai e turno con la lingua, quando mi sono andati dai ultimi dei a dire a niente, mustei la lingua vostra gente, e all'altra piazza. E se mi auti di Roma disse le mani, noi in Italia, insomma, povera o insomma ricca. A dipende che mi svaltuma. Se svaltuma dalla mera della cultura, insomma, tanto ricca. Ma insomma, con un cammino a non guardare bene questa ringraziata.
e la prima ricchezza di un popolo la sua identità, la sua lingua. Questa lingua piemontese deve tornare a vivere. E molto più la gente si chiama, ma se l'uomo gente andrà al consiglio che alla parla lei al piemontese, me chi fuori? Me che si fa quando italiano io va a vivere in Canada, andò che parlo l'inglese e il francese. Me che si fa quando che si va a vivere in Norvegia, me che si fa quando che si va a vivere in altra parte. Poco a poco a sempre a vivere con gli altri. Mia mamma lì, quando che la via 11 anni in Piemonte, la parlava nella parola piemontese, e la mostrano a me, la mostrano a mio fratello, e ancora adesso, quando che stata piemontese, la chi la mostrano gli altri e non gli altri a chi la. E dunque bisogna a questi documenti, perché sono l'inviare, sono il desiderio, sono l'ubada alla democrazia, ma sono soprattutto l'ubada alla libertà. E adesso dobbiamo dire due parole, ma proprio due, e impresse anche i nostri amici a Sandermo, un suivant che Grimelda avria un sogno da fare in questa stagione. Al martes, che è il 23 a novembre dell'anno 2010, il avria intenzione a parlare di una delle più belle tradizioni in lingua piemontese, le cunte, le faule e le viade lontane, quando che si scaldavano le mani al fiato delle bestie e il cuore al bisbia delle maschere. Noi altri sappiamo che la lingua piemontese, come tutte le tradizioni belle da lontano, ha un barone a faule, ha un barone a cunte, e Roma vive questa charmante atmosfera hanno le sende che vive in Venezuela e hanno fatto provare varie canzoni perché che ma sentiamo molto bene ai miei abitanti. Al martes, dopo la natività del Signore al 25 gennaio del 2011, ai saria in Venezuela uno dei più grossi lessicografi della nostra lingua, Gianfranco Gribaldi, che parla le parole swazile. E le parole non sono tante, la differenza che c'è tra un dialetto e una lingua è il dialetto è quello che apprendiamo mancato dai nostri grandi, dai nostri pari, le nostre madri, le nostre grandi, e poi da ciò che si consuma che da altre parti della nostra regione uso da altre parole, e che in altri tempi usiamo ancora da altre parole, e a Masentano e andare mischiando insieme a tutte queste parole dal dialetto ai nas, quando usa la lingua. Gianfranco Gribaldi le indi magista queste robe. Quando lavorava all'ONU, alle Nazioni Unite, e viaggiava, all'epoca era con il computer, che viaggiava con da scatole da scarpe, era andò all'andasiva e portava da queste scatole con dritta tutte le fiche, a schedare per le parole, perché a mano che sfisava, imputava, diceva, portava neanche a scarpe da cambi, ma da portare da presto queste scatole. E al dire anche le famiglie di una roba che alle toccate tanto, io trovo tanto vraiment commovente. Al so dizionario che all'esame la quarta edizione con 10.000 giunte scrivere a mano con tanta pazienza. E cercavamo di fare nel mappa per scutello, ma per giutello a fare un'altra edizione di questo utis a travaglio che è al Gribaldi, al dizionario di Gribaldi. Sarà sì che è grande idioma dai didantanti che non sono più mia, che non fanno più mia, a parlare con amore e tanta competenza a sua lingua piemontese. Poi al 22 a Farve, speriamo che sia in troppa fiocca per terra, come che diciamo con un oscuro che c'è la maia per troppo. E sarà bellissimo un magister alla musica corale. La lingua del magister è con la cercadura che ha accueilli tante vecchie canzoni piemontesi e all'occasione dall'anniversario che fa 150 dell'anno che viene all'unità della nostra bella e grande Italia, ha trovato tutte le canzoni che nostri giorni ha cantato andando in guerra per la libertà del nostro paese.
Angelo Gazzani, direttore della Coral La Grangia, la Niran Bellissi, hanno detto che si è aperta la porta ancora che i due di suo cantarin per finire queste canzoni, ma soprattutto per spiegare, per desvirtuare le parole a queste canzoni. E poi al 29 marzo a Ituca, una fonna Frank meravigliosa, Frank generosa, che ha dedicato la sua vita entrega alle pubblicazioni della lingua piemontese. L'Albina Malerba. Albina Malerba ha la resura a una casa editrice e una casa studi piemontese, che si chiama proprio parecchio casa studi piemontese a Turin, hanno pubblicato negli ultimi 30 anni che costa a me 600 o 700 titoli ad libera, grammatiche, accogliete, poesia e belle robe, la Niran Bellissi con desvariati titoli a queste belle collane ad letteratura vecchia e letteratura nuova e un parla alle difficoltà ma alle grosse gioissanze ad esse a mira a pubblicazione come quelle che fanno alla Casa Studi Piemontese. E poi il nome sentito stasera uno di due rappresentanti della gioventù piemontese tra le tante belle iniziative sono guerriere, sono battaglieri, questi sì che vanno in piazza a difendere le cause della nostra lingua, che vanno dal NAS dai consigli regionali, ma fanno dovere a cultura swasia. E una di queste opere di cultura swasia è la traduzione delle cadavere alla letteratura mondiale in lingua piemontese. Mi il veduto dal NAS un libro che lo mandami proprio sarà un paio di settimane fa, ma il è tanto ammirato e l'ha vu tanta goi a lesi Le Petit Prince de Saint-Antoine d'Exupéry in piemontese e tradurì proprio in maniera fiamenga, in maniera competente. Lì non era gente abbastanza a trovare le parole, ma che aveva a col sicuro proprio a ciapare la parola in due che va ciapare, in due che va trovare. E andava con la via al Gran Vagò a finire queste ciacciarate tra amici, dal mese al maggio, una presentazione. Noi abbiamo visto a Villastlon uno dei più grossi lyrici della lingua piemontese e non facendo come che fu adesso l'edizione di tutte le sue opere, ma le poesie, più 60 poesie, a un volume. Luigi Rivero ha usato per fare tutte queste poesie, mi penso la lingua più ricca, più bondosa, più sognata che sia mai stata, più 30.000 parole a fare tutte queste poesie. Si dice sono tante 30.000 parole, io dico subito, Dante le usa nei 32.000 per fare la Divina Commedia. Dunque, il potete capire fino a che mira a quel rivè una lingua ante le mani di un grosso artigiano, ante le mani di un grosso poeta. A quest'epoca lì il lavoro di edizione delle poesie è quasi finito e dunque presente Roma se ne è già proprio pubblicato tutto, già Fournier, già Soisier, già Masenta, le poesie della grande lirica a Luis Oliver. Questa ancora una via al piano ambizioso a Giamanta Madamin, che è la Nadia, che l'ha creata e che insieme a Vaian collaboratore alla dirige per la città Carai e l'associazione Grimella. Benissimo, noi la finì la serata, che era appunto diviso in due parti, comunque spero di avere un po' di scala curiosità di partecipare alle nostre ciacciarate, come diciamo il professore, e quindi Giuseppe vedrà la vista lucandina, vedrà le notizie riportate sui giornali dai giornalisti che ringrazio perché pubblico sempre le nostre iniziative, quindi grazie a tutti Retico per il vostro lavoro e spero che vi sia un po' innescata la curiosità, la passione della nostra bella lingua, la nostra cultura.
Una la serata per la finissi, fuori è un piccino, un fresco, un piccino intrattenimento dus del tour, perché questo si deve spiegarlo. Noi sappiamo, cerchiamo proprio di coltivare un po' tutto, quindi cerchiamo sempre nel fede di cose strane, ma delle cose nostre, infatti si è sempre le torte casalinghe, le cose casalinghe nostre, proprio perché anche attraverso che piccine cosine giuste, ricette vecchie che insomma appena alle nostre mamme, alle nostre nonne, anche tramite su si trasmette la nostra tradizione, la nostra cultura. E quindi è anche un appello che Grimenda fa, se lei delle piccine curiosità, delle ricette, che cosa, sono ben contenti di quel tutto, magari stai anche alla fine delle nostre serate perché si fa senza un piacere. Però per fermarsi un attimino a parlare per lei devi subito, perché è sempre bello tu essere un momentino magari davanti a una fittatura per scuri per scambiarsi un po' di idee, e dall'altra anche perché comunque parere insomma trasmetti a far continuare le ricette che magari per arrivare anche da perdere, cose semplici. Quindi se hai delle curiosità, delle ricette che pensi di aver avere, che lui ha aperto, tutta sicura, sono ben contenta alla fine della nostra serata magari farete anche queste cose. Se hai che interventi, pensavo che magari chi vuol dire che cose, le ben accetto, se hai che il pubblico vuole fare osservazioni, che vuol dire o darsi dei consigli, noi sono ben contenti di piacere. Se no, se vedo tutti fuori, non c'è l'effettuatura, perché stasera sono state offerte da una cuoca eccellente che è Giuliana Gribaldo, e che la fa tutti i corsi di cucina piemontese, quindi figurose, è una delle più brave, e quindi stasera da sto male sue torte, tra l'altro, quindi fa niente, la fai zucchina, quindi grazie Giuliana. Ecco, magari adesso ne approfitterei anche per il appello a Aurelio. Fa la strada al corso di piemontese, lui lo chiama Mario Turna perché pensa che sia una cosa che viene a metà e che trova sempre un gran numero di partecipanti. Il corso farò una torna da fare, penso, fare Mars, no? Che non farò l'altra volta, insomma anche divertirsi, a me non mi divertiva abbastanza. Io mi aggiunto una cosa che si ne comune la vedo forse chiara, anche chiara. La cosa più importante è creare una coscienza, cioè creare una coscienza che dobbiamo imparare a leggere e scrivere piemontese, perché lo che danno i catalani è che loro danno la coscienza, non si sente più piemontese, porca la miseria, e chi si invece passivo, chi li sono fissato, no, chi li sono fissato, lì che le grave, purtroppo che si crea proprio una coscienza da tipi sul piemontese. Io direi così a alcuni, a Turin, le poche volte che io proprio anche scappare perché mi Turin da spiare, non è una forma, io alcuni a catena, mi Turin così parlo piemontese, spesso che la vita che avete proprio imparare, ora adesso parlo italiano, però canto sempre, e direi una cosa che tante volte vedo scrivere su e ho detto, guarda, non si dica che la coraggio è parlare piemontese, e quindi non è che vada per tanto coraggio, però cioè lui è come parlavo con un'infermiera, no? Un'infermiera che parla piemontese che all'ospedale a Cuni, quando è infermiera, allora parli come va, bella svegliato sì che si illumina, perché dice, perché sti parla come per me, perché lo somma che tanti anni si hanno, io lo parlo italiano, e quando vedo che Dio parla piemontese, penso che credo che questa coscienza sempre secondo me, anche se sono un po' giù di morale da queste parti. No, la scuola piemontese la fumo ancora per me massimo. No, Aurelio bisogna una cosa importante, infatti la cosa che è stonfasante, grazie a Giotto Giuntese, forse stasera se ne se la riportare come d'adesivo perché mi è finito tutti, ecco, la porta d'adesivo che è scritta, la bandiera che è Piemonte, poi è scritto parli più la Piemontese.
Mi anestesia e già distribuire un po' di parole perché lavorando nel ufficio tenere davanti tutti i negozi che vedo a Valeria Bier come fumato in grosso, lo pio e lo spuno. Ecco, su sì, un appello che mi fu proprio. Se la rivedete, tiresti adesivo e spunire che vada, abbi coraggio, perché le più importanti è il coraggio. Mi sono prima di me dispiace da giù, mi sono un po' vergogna a me, dico fai finta a me, ne parlo più montagne purtroppo. Perché guardare in scuola alcuni, prima anno, le spoglie, sgelati, abbiamo da si considerare una campanina, allora si sfinta parlare italiano perché pensare che fare da sé un po' d'aria, sbagliatissimo, ora principalmente il contrario, proprio parli più puntas che italiano, cerchi di sforzare perché volte convivere, però credo veramente questa cosa, quindi mi fu veramente un appello, cerchi di portare avanti questa cosa di sgelare. Vergognare nelle più puntate perché l'essenza una lega che merita tutta la dignità che prima dai è veramente una lega importante che è stata tanto importante e devo coltivare. Per ora se io che ti ho detto che non parli, se no mi direi che per questo tutti fuori.